chiedo scusa, lei conosce il mio nome, mi ha potuto dare del caro solo, io non conosco il suo nome, però le dico caro signore. È un modo di dire. Io... Pietro Sanna, se vuoi. Bene, caro signor Sanna, caro signor Sanna, io da questo momento rinuncio a parlare, le do tutto il mio tempo affinché lei venga qui e mi spieghi, perché io non l'ho capito che cosa ho venduto. Venga, perché lei mi ha detto ha venduto la Sardegna, mi spieghi che cosa ho venduto. Allora, venga, me lo spieghi che cosa ho venduto. Concluda il suo discorso senza problemi. Non esiste una sola persona qui che decide, se qui siamo qui tutti insieme per decidere cosa fare della Sardegna. Sappiamo tutti che veniamo, che siamo in una situazione molto difficile e che può creare il nervoso. Teniamo da situazioni di tensione. Dobbiamo metterci di fronte al futuro in atteggiamento costruttivo, per cui le persone che vengono qui la domenica mattina per stare insieme meritano tutto il nostro rispetto. Prego. Bene, chiedo scusa, come vedete sono temi che mi appassionano parecchio, ma chiedo scusa se come ciascuno di voi porto il mio punto di vista, forse è utile che porti il mio punto di vista. Il mio punto di vista è largamente minoritario a questo tavolo, ed è semplicemente questo. Io sono interessato a continuare a parlare delle cose che posso fare non tra 3 anni, che posso fare ieri, che posso fare oggi, che posso fare domani mattina, e sono poco interessato a parlarne e sono molto più interessato ad agirle, a farle, e sono orgoglioso che senza modificare statuti, senza assemblee costituenti, senza troppi giri di parole, abbiamo sfidato lo Stato e ci ha cancellato la parola sovranità, era lo Stato di Prodi, ma la regione del centro-sinistra l'ha sfidato e quella cosa l'ha fatta. Ha sfidato lo Stato chiedendo di mettere le tasse e le ha messe, qualcosa ci ha tolto e molto è rimasto. Ha sfidato lo Stato nelle servitù militari, l'ha sfidato ogni giorno e l'ha fatto. E credo che quello che non abbiamo ottenuto, innanzitutto la storia da fare, quindi naturalmente c'è moltissimo, un'enormità da fare, ma credo che c'è un nocciolo che dobbiamo risolvere, c'è un tema che dobbiamo risolvere, 30 secondi e poi vi lascio. E ancora torno alla mia famiglia, alle cose che capisco. Quando uno diventa grande dice, sai che c'è caro babbo e mamma, io lascio la casa, vado e mi faccio la mia famiglia, voglio la mia indipendenza, dicevamo, quando uno vuole iniziare a rientrare tardi, voglio la mia indipendenza. E quando è che uno ha la sua indipendenza? Ha la sua indipendenza quando decide di esercitarla, se ne va e basta a se stesso, perché non può essere che uno dice voglio la mia indipendenza, me ne vado di qua, però pagami l'affitto e mandami un vaglio telegrafico tutti i mesi. E allora noi l'affitto siamo disponibili a pagarlo tutti i mesi per la nostra indipendenza e siamo disponibili a vivere senza vaglio telegrafico tutti i mesi. A me mi pare che ci sia, io sono sicuro che tu però ci sono le indennità che lo Stato italiano ci dovrebbe dare. No, vabbè, si fa per dire. Per cui vi lascio con questo tema e sono disponibile a parlarne e vale la pena di parlarne per giorni e per mesi. Noi non solo abbiamo il diritto dell'indipendenza, ciascuno essere umano ha il diritto dell'indipendenza, ma ha persino ancora di più il dovere dell'indipendenza, ha il dovere di essere indipendente, solo che il dovere comporta responsabilità, la responsabilità di bastare a se stessi. Allora innanzitutto parliamo di questa responsabilità.